buonasera a tutti. Niente, prima cosa volevo dire che anche le affermazioni fatte dal dottor Musi sulle sue esperienze, penso che i politici pensano sempre alle elezioni, mentre noi dovremmo avere una legge che guardi alle generazioni, non alle elezioni, no? E questo credo che come associazioni ambientaliste possiamo certamente spingere per chiederlo. Ecco, il CAI è certamente un'associazione impegnata, soprattutto nell'area montana, e ce l'ha proprio nello statuto, no? Lo suo statuto è quello che lo scopo del CAI è quello dell'alpinismo, della conoscenza del territorio, anche della difesa dei territori montani, quindi questo è un elemento principale che è stato inserito proprio nello statuto ancora oltre 150 anni fa. E la struttura del CAI è una struttura molto complessa, nel senso che ci sono molti organi tecnici e fra questi organi tecnici sono anche quelli che si occupano di ambiente, no? Quindi abbiamo un comitato scientifico, abbiamo una tutela ambiente montano e abbiamo anche un club Arc Alpin che appunto riguarda un po' tutto l'arco alpino, quindi il coordinamento fra tutti i club alpini. Gli organi tecnici cosa fanno? Formano i nostri accompagnatori, i nostri istruttori, quelli che poi vanno in giro a fare la formazione, appunto anche in campo ambientale, e il loro periodo di formazione devono fare anche degli aggiornamenti, non è che una volta fatto un corso la cosa sono finite, quindi sono tenuti a un continuo aggiornamento e la loro attività poi la riportano nelle varie sezioni, le sezioni poi di fatto le divulgano ai soci. E il CAI è una delle associazioni che ha sottoscritto la Convenzione delle Alpi, anche la Convenzione delle Alpi compie quest'anno i 25 anni, quindi è una struttura importante che a livello europeo per noi è un elemento di riferimento per quanto riguarda i suoi protocolli e le dichiarazioni che sono quelle di popolazione e cultura e sono quelle sul clima a cui appunto ci atteniamo come principio guida e come riferimento principale. Molte volte si dice che i club alpini, soprattutto quelli più numerosi, sono cittadini, quindi cosa vanno i cittadini in montagna a fare cosa quando in montagna c'è giustamente no, un'altra visione rispetto alla vita che si ha nelle città. Ecco, questo può essere anche vero, però in linea di massima il club alpino cerca di essere vicino alle popolazioni montane, punta appunto a cercare di valorizzare le attività nelle terre alte, cerca di lavorare assieme alle popolazioni dove è possibile, no, per poter cercare qualche indirizzo su come poter proseguire e valorizzando il loro territorio, le loro attività, ma mantenendo diciamo, un contesto sociale, ambientale che sia appunto il valore che è stato ereditato in qualche maniera. No? E quindi questo è un principio su cui noi siamo molto impegnati e questo anche perché di fatto anche recentemente, no, quando escono poi questi bandi, questi progetti Italia-Austria piuttosto che Italia-Slovenia, cerchiamo in qualche maniera con le sezioni di montagna di lavorare no, affinché appunto dei progetti siano attinenti al loro modo al loro ambiente in cui vivono, quindi di mantenere il contatto con le realtà e cercare che sia anche un elemento di conoscenza e di sviluppo di quei territori, sviluppo in senso sostenibile, in senso compatibile. E abbiamo fatto delle cose importanti anche con il Parco delle Prealpi Giulie recentemente, abbiamo presentato puntando su una cosa che da un po' di tempo cerchiamo di valorizzare. Noi abbiamo pensato qualche anno fa c'è stata l'idea di dedicare una baita o di costruire una nuova baita in montagna a un alpinista che è Ignazio Piussi, come club alpino abbiamo detto no, non possiamo costruire baite ogni volta che c'è, per quanto importanti siano le persone e per quanto la storia sia questa. Quindi abbiamo pensato che forse le persone che hanno vissuto nella valle sono le persone che possono fare da riferimento e che possono costruire la storia della valle, che da questa storia della valle si può portare la gente a vedere, a conoscere e a rispettare i territori in cui si vive. Ecco, da un po' di tempo questa cosa la stiamo discutendo attraverso il Festival delle Alpi che ogni anno facciamo e quest'anno assieme al parco abbiamo presentato un progetto che si chiama, in un contesto che è ampliato con altre sezioni CAI, in questo caso la Società Alpina Friulana, l'idea è quella della Valle dell'Alpinista, quindi la Valle dell'Alpinista come storia, elemento di valorizzazione delle peculiarità ambientali e territoriali con la vita delle popolazioni che ci sono state. Questa è un po' l'idea di fondo e l'abbiamo fatto un po' una cosa simile, l'abbiamo fatta anche con le sezioni di Moggio, Pontebba, Ravaspletto, Ermagor e Kočar Mountain, appunto anche lì su quel tipo di territorio per cercare di valorizzare o di mettere in rete e far conoscere appunto un territorio che sicuramente sotto l'aspetto ambientale ha grandi interessi
e può essere anche un richiamo per un turismo di un certo tipo, un turismo di qualità, che porta poi diciamo anche un'economia. Chiaramente il rispetto dell'ambiente è certamente importante e l'abbiamo fatto lì anche perché voi conoscete tutti il progetto Pramollo. Il progetto Pramollo ci preoccupa molto, è un progetto in cui finanziamenti molto elevati, no? Sono quelli che sconvolgono poi le realtà locali e queste realtà locali ovviamente dove c'è una certa difficoltà anche economica credono che i forti investimenti siano quelli che diano il loro futuro, il loro sviluppo. Noi pensiamo che non sia così e quindi abbiamo cercato pian piano, in questo caso con le sezioni locali, a cercare di costruire un qualcosa che possa tutelare quel territorio. E abbiamo scoperto una cosa, per prima cosa le persone sono molto informate e conoscono molto bene i loro territori, quindi una volta che tu li hai coinvolte e le fai parlare e si ragiona assieme, sono molto coerenti e sanno benissimo dove vivono, cosa fanno, che tipo di fiori ci sono, che tipo di rocce, quindi questo è un aspetto molto interessante. Dall'altra siamo andati a vedere assieme all'assessorato regionale, in questo caso il vallone Winkel, con la baita Winkel. Abbiamo scoperto che questa baita e questo vallone saranno di proprietà della Doppelmayr. Quindi fra 7 anni abbiamo scoperto che la regione ha fatto già i contratti e quindi questi contratti sono che se va in porto a Pramollo tutta quest'area sicuramente passa a un privato che in questo caso è austriaco. E questa cosa ci dispiace perché è un'area di interesse vicino all'area 2000 e sono aree in cui c'è un forte valore ambientale che in qualche maniera va sostenuto. Quindi da un certo punto di vista speriamo che il progetto Pramollo non vada in porto. Però il segnale che viene dato in cui si vedono aree di interesse naturalistico credo che sia una cosa che sicuramente non può essere presa come una cosa così alla leggera. Ecco, questo è quello che abbiamo scoperto, ce l'ha detto appunto il dottor Vanoni in quell'occasione e lì era presente l'assessore Sciauli piuttosto che il sindaco di Pontebba e il CAI ovviamente. E quindi noi siamo impegnati appunto con le sezioni locali a cercare di far valorizzare questo tipo di territorio e sotto l'aspetto culturale appunto che può avere delle ricadute anche turistiche. E collaboriamo appunto con i parchi, come dicevo prima, il Parco delle Tre Alpi Giulia, abbiamo anche con loro sottoscritto dei documenti che loro hanno presentato per quanto riguarda l'aspetto del turismo sostenibile e anche per quanto riguarda l'area, il clima. No? Mentre con il Parco delle Dolomiti Friulane abbiamo delle collaborazioni, a parte con tutti i parchi per quanto riguarda la sentieristica abbiamo delle collaborazioni, in più anche nel Parco delle Dolomiti Friulane, essendo il patrimonio UNESCO, noi siamo sostenitori del patrimonio UNESCO e quindi anche lì abbiamo dei rapporti importanti, credo, con la Fondazione UNESCO e quindi speriamo che questo possa avere delle ricadute importanti sia su quel territorio ma anche appunto sulle popolazioni che ci vivono attorno. E la tutela ambiente montano collabora anche a livello nazionale col sistema delle reti protette e quindi ecco, diciamo che contestualmente il CAI è disponibile a collaborare, a fare quello che può fare all'interno per sostenere, far conoscere. Abbiamo collaborazioni con le scuole, quindi molte volte i nostri tutelati portano delle scuole a visitare queste cose e quindi questo era quanto volevo grosso modo dire e dare la nostra disponibilità. Mi fa piacere che la legge sia in porto, spero appunto che abbia quel percorso che ci sembra possa essere ben allineato da parte della Regione e quindi cercheremo di seguirla. Ecco, per chi può essere interessato ho portato alcuni libricini che sono il nuovo decalogo, che è appunto la politica ambientale del CAI, se vogliamo dire, e anche norme di autocomportamento dei soci rispetto alle visite sul territorio. Grazie. Bene, grazie ad Antonio Zambon per questo interessante intervento, anche perché il CAI insomma, è una delle associazioni più rappresentate in assoluto e sicuramente per la montagna rappresenta un punto di riferimento. Approfitto velocemente per un appunto a proposito esattamente della carenza di finanziamenti, della lamentata diciamo magra borsa regionale. Sempre dico, no, è possibile mai che 70 milioni per fare la funivia del Paramollo siano considerati investimento e magari 7 milioni da investire nelle aree protette sono spreco, nel momento in cui le aree protette producono occupazione, magari giovanile, magari qualificata, e che nevichi o non nevichi, quelle funzionano sempre
e invece ogni anno bisogna ripianare il debito, il deficit di Promotour, punto, fine della polemica.